Del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile, mentre i difensori degli imputati al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova bollano così le dichiarazioni dell'ex AD di Edizione Holding Gianni Mion, la missione del manager secondo cui già dal 2010 si sapeva che il manufatto era a rischio crollo ha prodotto l'ennesimo duro contraccolpo per la famiglia Benetton. Nessuna dichiarazione da Alessandro Benetton, tornato al timone di Edizione nel gennaio 2022. In quell'occasione, così come nei successivi eventi pubblici, più volte aveva ribadito che quel dramma peserà per sempre sulla famiglia di Ponzano, aggiungendo: avremmo dovuto chiedere subito scusa. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi e non sto parlando solo del ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Le parole di Mion, ripetute fuori dall'aula di fronte ai cronisti, hanno scosso non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. I contenuti di quelle poche righe sono inquietanti, però io credo che bisogna stare anche in questo caso attenti ad avere reazioni scomposte. Io non giudico, certo sono frasi che aprono a una serie di riflessioni e mi ritorna sempre in mente una parola che però è la caratteristica principale dei sindaci veneti, che è responsabilità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, a Focus, l'ingegnere, architetto e docente padovano Enzo Siviero si è detto dubbioso che ci fosse una reale consapevolezza della possibilità di crollo di un ponte ben progettato, dice, ma in realtà, come si è visto poi, mal eseguito. Che oggi il Mion se ne esca con questa cosa mi sembra più quasi una specie di processo catartico. Lui evidentemente si è reso conto che allora c'era questo problema. Non credo francamente che se si potesse immaginare che il rischio crollo fosse effettivo e imminente non avrebbero preso decisioni. Bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere. Io credo che sia stato un po' sottovalutato. Del resto avevano già predisposto un progetto di sistemazione complessiva, solo che ci ha messo un qualche anno per essere approvato. Si tratta di un groviglio complessivo di responsabilità nella quale tutti sono colpevoli quantomeno di negligenza.